Raga, prima di iniziare il video volevo consigliare il canale Mr. Raggi91, tutto attaccato, che è un amico e fa video di unboxing, spacchettamenti e ne sa di Pokémon, quindi link in descrizione, Mr. Raggi91. E trova anche bella roba, a differenza mia, ma è anche giusto, io di Pokémon non ci capisco. Una mazza! Bella raga, ciao a tutti dal comendone veneziano. Io lo so, è tutto strano, ma oggi non è un unboxing di Magic, ma un unboxing dei Pokémon. Allora, spieghiamo. Partiamo da Magic, l'ultima espansione che deve venire fuori, i delitti, Casa Markov, proprio non mi piace, quindi ho detto, visto che approfittiamo di un'espansione non proprio eh, esaltante per il cume, cosa facciamo? Ci mettiamo via un po' di soldi, no? Chiaramente non dobbiamo risparmiare. Allora cosa ho detto? Visto che i miei cari amici mi hanno detto che c'è diciamo in giro il set con i primi 151 Pokémon della di prima generazione, ho detto cacchio, a sto punto vorrei almeno i 151 basi, me li vorrei collezionare e cosa facciamo? Andiamo e prendiamo qualche box, qualcosa, no? Adesso devo ancora capire perché i fiori di Pokémon non sono per niente esperto, anzi è stato grazie ai miei amici con Pokémon Go che ho cominciato a giocare perché da piccolo a me non piacevano, cioè da piccolo avevo comunque 10-11 anni quando sono usciti, però adesso insomma ci tengo almeno i 151 di portarli a casa. Allora ho detto, mi piglio questo Elite Trainer Box con una Snorlax promo, che è il mio Pokémon preferito in assoluto, che su Pokémon Go ho bestemmiato come un porco per trovarlo. Poi questi con i 3 starter, eccoli qua, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, così ho speso anche gli ultimi soldini di Natale e qualcosa del compleanno. E questo diciamo che è il raccoglitore, che almeno le 152 le voglio 151 le voglio ben collezionate, con qualche pacchetto dentro. E quindi raga, mi sono buttato su questa esperienza e forse ne arriverà anche un'altra, perché a marzo sapete ci sarà Star Wars, ma forse ne arriverà anche un'altra, ecco, di carte collezionabili, ma vabbè, questa è un'altra storia. E niente fiori, adesso andiamo ad unboxare tutto e vediamo se troviamo qualcosa di bello. Io comunque ho anche il mio solito tablet per vedere se c'è qualcosa anche di valore. E niente ragazzi, io direi di partire però con questo, dopo i pacchetti li apriamo tutti insieme. Aspetta un attimo, che sapete che nell'unboxing sono una delle persone più tonte della storia. Qua abbiamo un poster probabilmente con tutti i Pokémon. Qua che cacchio abbiamo? Vabbè, 3 bustine ovviamente. 3 bustine succose, aspetta per l'unboxing un po' così, ma anche tardi. Eccole qua. Dopo ci mettiamo meglio ovviamente. E anzi usiamo il tappetino di Magic, perché sono stronzo. Allora, vediamo un attimo. Allora, io e gli unboxing siamo due cose che veramente non si incontreranno mai. Eccoci qua. Allora, vediamo anche le perfect. Le mettiamo già in pelle. Certo, devo dire che sono belle. Allora, Magic è un'altra cosa, assolutamente. Cioè, come estetica delle carte, come bellezza delle carte, per me non c'è storia, dopo va a gusti. Però sono fighe queste, non sarei falso a dire il contrario. Allora, abbiamo messo in perfect e abbiamo i 3 starter, eccoli qua. Allora, Charmander, aspetta, è un po' scuro però forse, perché qua forse avevo i settaggi del gameplay, no, in realtà no. Aspetta. Boh, vabbè, teniamo così, tutto in diretta, lo sapete, il cubo è questo, e quindi 3 starter molto molto carini. Ho portato anche Snorlax, molto bene. Allora, i 3 pacchetti li abbiamo qua. 3 starter presi. Ciao, sono Snorlax e sono carino. Perfetto. Poi abbiamo questo. Questo ci tenevo particolarmente perché volevo il raccoglitore ufficiale, che così almeno possiamo tenere. Ah, cazzo, 4 sono. Molto golose. Molto golose, molto golose. Io non so qua cosa ci sarà dentro. Mi sento anche diverse come consistenza. Boh. Non lo so ragazzi, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 carte, 16 pacchetti in totale.
Guarda che bello, questo ci stava proprio, dai, cioè nel senso, e qua le mettiamo tutte, perfetto, molto bene, mi fa troppo strano a fare questo unboxing. E adesso ragazzi andiamo con il Elite Trainer Box di Snorlax. Mi fa strano aprire i Pokémon, ma dai, sono collezionista di 1000 robe, almeno un'edizione dei Pokémon devo prenderla, dai. Fortunatamente sono riuscito a contenere le spese e dopo, visto che le carte singole costano veramente niente, a parte certe speciali che me ne frego. Aspetta, che voglio tenere sempre il computer retro, la postazione retro mi gasa troppo. Guarda che bello, sembra i bundle quelli di Magic comunque. Qua abbiamo questo, non so se forse la guida per giocare, perché non ho mai capito. Guarda che bello, questa è una cosa molto interessante, con tutte le carte, godo. E qua abbiamo parecchia roba succosa, Questi, ma no, sono dei segnali, non so cosa sono, ripeto, sono inesperto del mondo Pokémon. Questi sono dei laghi, questi saranno dei divisori, credo, non lo so. Qua abbiamo i 9 pacchetti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi abbiamo tanta bella robina da aprire. Questi sono delle perfect, però le teniamo così, sono troppo fighe, le teniamo così queste. Qua abbiamo questi, che queste le tengo così sinceramente, perché non giocando le teniamo chiuse. E qua però abbiamo il pezzo forte, versione promo del signor Snorlax. Eccoci qua ragazzi, non posso parlare forte perché è tardi, pronto ad aprire il mio primo pacco della storia dei Pokémon. Non sono esperto, le pronunce dei Pokémon, magari se ne sbaglio qualcuna, clemenza. Ripeto, il mio mondo è Magic, infatti sto usando il tappetino Magic. E niente, però ci tenevo da collezionista ad avere almeno un set, qualcosa, dei Pokémon che comunque la prima generazione è stra iconica e comunque insomma, anche se da piccolo, ripeto, non ero esaltato da sti Pokémon, devo dire che comunque tutto quello che sta attorno è molto molto bello. Andiamo, primo pacco della History Courier. E poi c'è un trick qua che adesso faccio per voi. Allora, c'è sto trick qua, guarda che bravo, sono diventato l'uomo trick. Allora, vediamo. Vabbè, qua abbiamo l'energia, sarà circa qualcosa per evocare, non lo so. Sto sparando cagate, magari su come le pianure, le terre, non lo so, sarà un corrispettivo, che ne so. Allora, cominciamo. Backey, Execute, Clefairy, Vulpix, Charmeleon, già insomma penso non sia malvagio, Eevee, questo è particolare, saranno le reverse queste, Poliwag e Articuno, carino. Ripeto, non so cosa sto trovando, ma non credo niente di incredibile, sinceramente. Andiamo avanti. Qua c'è sto trick e vediamo. Ok, Confling, bello, Psyduck, Poliwrath, Pidgeot, ma c'è Pidgey, qua c'è una storia con Pidgey che racconterò magari un giorno. Omanite, Slowbro, bella. Questa sinceramente non è brutta, però niente di bellissimo. Questo qua chiaramente voglio trovare, sì, diciamo, Charizard so che è una carta ambita, però anche non so se è un'altra versione di Snorlax, poi c'era cosa, Ponyta, adesso non mi ricordo ragazzi, Squirtle, che però è uguale, no, diverso, ok. Qua c'è un Squirtle, sì, però non credo sia questo.
uno che vale 95 euro, ma penso non sia la stessa cosa. Boh. Non lo so, qua numero 7 di 75, no, non è lo stesso. Scusate ragazzi, almeno... Boh, non lo so, se ragazzi aspetto i vostri commenti perché mi danno 95 euro, ma non so se è lo stesso sinceramente. Poi, Liquitung, Venonat, Irisaur, Slowbro, già doppio, perfetto. Questo mi è sempre piaciuto tanto, stranissimo. E qua abbiamo qualcosa di potente. Jolteon, energia. Ah, non ho fatto il trick qua, vabbè. Non ho fatto il trick. Boh, aspetto commenti su quella carta che mi pare strano però che ho trovato subito così il bombone, sinceramente. Non lo so, dopo con calma mi guarda, so voglia di aprire così, un po' da neofita, da pippa. Non c'è cosa più bella che aprire delle carte così senza, diciamo, saper troppo anche di come sono fatte le rarità, le cose. So che alla fine ci sono quelle migliori di solito, però vabbè, andiamo. Questa è bella, energia foil, Psyduck, Ekans, Cubone, Vulpix. Non so cosa sia. Nidoqueen, Magmar e ancora Articuno. Ma non so, a sensazione non so se sta andando bene o male. Ok, cosa facciamo? Air-trick. E andiamo. Energia, PJ, Ponita, Poliwag. Hitmonchan, bella questa. Seeking, Charmander. Anche questa non so. Però questa, vedi, anche così, una specie di foil reverb. Questa forse secondo me vale qualcosa, Taurus e Gengar. Diciamo quella migliore, però l'ultima carta che dovrebbe essere quella più rara sto trovando, penso, pippe. Però sto Charmander così forse... Lo scritto allora è quello, diciamo, base, non foil, diciamo. Aspetto i vostri... chi ha voglia di commentare perché veramente è più semplice su Magic, ma perché gioco da anni a Magic. Cioè. Energia, Magnemite, Caterpie, Eevee, ok, Train, Arcanine, Poliwrath e Weezing. Niente, secondo me a sensazione il pool diciamo, della super rara, quello che è, non è al top. Cioè raga, ma sto spacchettando Magic, è la cosa più strana della storia. Vediamo. Bella, questa mi piace. Oddish. Io voglio trovare quelli base semplicemente per avere tutti i 151, quello mi interessa. Dopo trovo qualcosa di raro, di certo non piango. Clefable, Tentacruel, Nidoran. Vaporeon, bella questa. E niente, mamma mia, secondo me non stiamo trovando Pokémon ignoranti. Cioè, parlo come ultima, ragazzi, parlo come carta più rara. Però su quelle due, quel Charmander, quel Squirtle e quel Charmander, forse uno buono l'ho trovato. Dai, comunque fa sempre piacere. Widow, Zubat, Minorina, Butterfly, Energy, questa forse è bella. Queste sono quelle rare, però non credo sia qualcosa di micidiale. Vediamo un attimo se troviamo, così per un po' di suspense, ma voi se qualcuno di esperto sta guardando, lo sta già ridendo probabilmente. Non mi sembra, penso che ho trovato forse
una pippa di super rara. Infatti, quella che vale meno in assoluto, che culo, perfetto. Bene, comunque bella. Guarda che bello che ha fatto queste stelline qua, molto figa però. Bene, ok. Qua lo spacchettamento continua. L'importante è trovarne più possibili di diverse così da completare i Pokédex comprandole il meno possibile singolarmente. Ecco, questo è il mio obiettivo, proprio da neofita e inesperto. Hitmonlee, Wartortle, normale, Hypno, Clefairy, Ekans, e questa è un'altra rara, Zapdos. Vediamo se questa è particolare. Non mi sembra. Beh, 18 euro però, questa è buona. Questa è bella, anche non è un Pokémon che amo, però bella dai. C'è un po' di suspense, almeno di avere qualcosa di figo. Tanto ripeto, quelle del prezzo alto, le variant, adesso non so, ripeto, con altro alternativo, in base su Magic, su come sono su Magic, non le prendo, nel senso, ripeto, una volta che ho tutti quelli, diciamo, principali, quelli fuori serie, diciamo, non mi interessano. Da capire se sono fuori serie, perché se lo prendi per forza sono un po' cacchi, ma vabbè, ci ragionerò dopo guardando su Card Market, solito. Chiaramente sarà penso il primo e oh no, bella questa, sono contento, grande Snow, ci godo. Bella questa è figa, molto bella questa. 14 euro comunque, godo. E un altro Weezing, vabbè. Ecco, i doppi mi stanno sui maroni. Le carte doppie mi stanno un po' sui maroni, però vabbè. Bisogna accettare. Ok, andiamo avanti. Sarà il primo e unico comunque video sui Pokémon, ve lo dico già. Perché, ripeto, non posso farmi le collezioni, se no la povertà è dietro l'angolo. Slowpoke, Grimer, Moltres, no, niente di eccitante. Detto che io so comunque di non avere molta fortuna nello spacchettamento, quindi non mi aspetto robe grosse. Ecco, Ninetales è uno dei miei Pokémon preferiti esteticamente, come mi piacerebbe trovarlo in versione strana. Allora, pinza ferra Pokémon, adesivo energia, Kofling, questo, Aerodactyl, questo non so, però non credo niente di emozionante. Bello, 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 però è bello, quindi se è bello ne siamo contenti. Ne mancano 4. Vai che andiamo. Bella, questi mi piacciono un casino. Oh, Pikachu, godo. Ambrantic, Persian, aiuto di Margi, scusate, Nidorino, Paras e Jolteon, così che forse avevo già trovato anche. Pikachu per in versione normale, forse quella ce n'è una diversa che vale anche qualcosina di più. Vai, Abra, Diglett, Drowsy,
Bulbasaur. Onyx. Bella questa. Ma c'è ma trovarlo doppio però dai, trovare un ex doppio veramente è la sfiga delle sfighe. Don't not parole. Don't not parole veramente. Vai. Buono. Vai, vai, vai. Voi. Lapras, forse è la prima volta che lo troviamo. Bello, questo è figo. Cazzo, questo è bello però, eh? Probabilmente non sono arte alternative, robe strane, però dovrebbe essere buona questa. Mewtwo. Aspetta, per quello che capisco, però non lo vedo in nessuna classifica, forse... No, infatti. Cioè, bella perché mi piace tantissimo, però come valore, ecco, non ha un valore. Vabbè, fotte sega. Ok. Dopo guardo meglio, dopo facciamo comunque un recap. Facciamo un bel recappino. Energia. Pidgeotto. Nidorina. Ok, Gengar, chiudiamo un po' alla cacchio. Buono ragazzi, facciamo un attimo, voglio fare un attimo un recap per capire cosa abbiamo trovato di interessante. Buono ragazzi, allora ho fatto mi sono un po' messo a posto le carte, ho visto un po' il tutto, forse ci sono delle edizioni particolari, tipo quelle, come si dice, vediamo un attimo. Aspetta un attimo. Ecco, questo Charmander probabilmente, anche se è olografico, non è quello diciamo super raro, perché quello super raro è un'edizione teoricamente speciale, no? Vabbè, sono ben capito, però è una promo che non c'entra con questo. Niente, comunque le carte che ho, diciamo, di sti box che ho apprezzato di più sono questa. Vabbè, Snorlax che è in assoluto sempre la mia preferita. Questo che però ho trovato doppio. Aerodactyl, Ivysaur, ecco, Arbok ancora. Psyduck, questo bellissimo, veramente un'arte bellissima. Weezing, bella. Taurus, una versione sempre olografica. Abbiamo Wartortle, Zapdos, Eevee, sempre una versione particolare. Squirtle, Charmeleon, Articuno, bellissima questa. Vabbè, Pikachu. E questo Mewtwo così olografico pensavo una carta insomma potente, invece non, cioè, come valore non ha valore. Sono poche le carte comunque noto che hanno un valore importante. Non lo so se è andato bene o male, sinceramente, a me interessa poco, volevo cercare di trovare più carte possibili per completare il set base, diciamo. Belle, devo dire che sono belle anche da toccare, sono buona, bella qualità, ripeto, preferisco Magic, ma va bene. Insomma, adesso aspetto commenti se qualcuno vuole descrivere se è un pull schifoso, medio, buono, normale o carino, e anche per capire meglio il gioco. E niente, raga, un saluto dal commendatore veneziano. Il Kuma è entrato anche nel mondo dei Pokémon, però adesso le carte singole me le prenderò, diciamo, senza fare unboxing, roba, semplicemente me le farò vedere, ma con calma le prendo senza fretta. Intanto però mi ho fatto un primo... Ragazzi, unboxing finito, me ne sono fatto uno anche da solo perché volevo capire un po' meglio tutto, avere un po' di suspense anche tranquillo senza la cam, e ho recuperato tanta bella roba, me ne mancano poche adesso, tutta bella roba ho trovato, mi è andata di lusso. Allora, andiamo. Beedrill, Raichu, mi scuso sempre per le pronunce, Nidoking, Vileplume o Vileplume, Machamp, Marowak, Chansey, Mr. Mime, Gyarados, Ditto, Homastar, Raticate, Golbat, Gloom, Kadabra,
Questo è il Pokémon che mangia tanto. Magneton, ragazzi, questo mangia tanto. Haunter, Sidra, palloncino gigante, Rattata, Jigglypuff, Growlite, o Growlite se non mi ricordo, Tentacool, lascio sempre la scelta finale, Geodude, Stario, Dratini, Fossil, Golem X, Blastoise X, Charizard che non vale un cazzo, bello. E poi il mio Pokémon preferito che è quello che vale di più, 18 bombe, il Nino, perché per me il Nino, cioè nel senso non solo perché per me è Nino d'Angelo, cioè io chiedo perdono a tutti gli amanti del Pokémon, però per me è Nino d'Angelo questo, perfetto. Bene, allora c'è da dire che una parte ne ho spacchettate, qualcuna sono riuscito a recuperarla non da Card Market, e adesso per le ultime chiaramente le prendo su Card Market, che così me le tolgo dalle balle, ovviamente della serie principale, nel senso regolare, sicuramente non vado a prendere quelle art particolari che sono veramente troppo costose, non ne vale la pena almeno per me, perché ripeto, mi interessavano i primi 151. Ci becchiamo per l'ultima parte del video con il quadernone. Eccoci qua ragazzi, andiamo a vedere il quaderno con i recuperi e lo sbustamento privato, che comunque le cose migliori le trovo sempre off cam di Magic. Andiamo, allora qua ne manca uno, me lo salvo, cacchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, perfetto, qua il mio Nino. E niente, qua ho messo Snorlax, queste non sono in ordine perché tanto non ne prendo altre di promo, variant, robe varie. E niente, devo prendere solo queste 25 che mi mancano e chiudo tutto. E quindi il prossimo video ci sarà il quaderno al completo, chiaramente del set regolare. Raga, è stato un video un po' così, mi scuso per le castronerie o le cavolate comendiane, ma ci tenevo almeno a avere l'espansione di 151, ecco, della prima generazione. Raga, sotto il commento veneziano. Ciao!